Problemi sopra problemi nel quartiere di Fontanelle. Oggi ci occupiamo delle perdite idriche e dei disagi che esse comportano senza riscontro ai diversi reclami, come ribadisce il comitato di quartiere Fontanelle Insieme, il quale stigmatizza il comportamento dell'ente gestore, ovvero l'AICA. Ingenti perdite d'acqua, scrive Fontanelle Insieme, interessano le vie Gaspare Pona e Alessio Di Giovanni, con un continuo spreco. Stesso problema, aggiunge il comitato, nel viale Sicilia, dove tra l'altro è la presenza di una buca all'uscita da una curva a costituire un grosso pericolo. E non basta recintare la buca con la rete arancione, aggiunge il comitato di Fontanelle, per garantire la sicurezza stradale. Un disagio che va avanti da diversi mesi, tanto che il troppo tempo trascorso ha favorito la crescita spontanea di una pianta di pomodoro. La cosa che potrebbe sembrare comica conferma invece l'inefficienza dei servizi, a cominciare proprio da quello che riguarda il servizio idrico. Ascoltiamo l'intervista al vicepresidente di Fontanelle Insieme, Emanuele Montalbano. Il comitato di quartiere Fontanelle Insieme continua nuovamente a sollecitare il gestore dell'ente idrico, AICA, per trovare una soluzione a queste problematiche che abbiamo da tempo a Fontanelle. Abbiamo ultimamente inviato un comunicato stampa sperando che questo sollecito possa realmente trovare una risoluzione. Abbiamo tante buche, tante perdite d'acqua a Fontanelle da parecchio tempo. Quello che ci auguriamo noi è che comunque si possano risolvere in tempo debito. Noi possiamo capire che ci sono comunque dei tempi tecnici per poter agire, però sono passati troppi mesi e noi sinceramente crediamo che AICA questo deve tenerlo in considerazione. Abbiamo chiesto anche all'amministrazione comunale di intervenire perché anche per loro è importante visionare e attenzionare la gestione del servizio idrico qui ad Agrigento. Noi come comitato di quartiere continuiamo ancora a sollecitare sperando realmente che si possa trovare una soluzione definitiva a queste problematiche che continuano a persistere nel nostro quartiere. Per quanto riguarda la cosiddetta lapazza di Viale Sicilia, c'è una risposta, mancherebbero 15 metri di tubo a quanto pare, una cosa ridicola. Sì, ci è arrivata questa notizia in maniera informale, però comunque la prendiamo come una cosa positiva, nel senso che comunque si sta realmente qualcuno interessando per poter risolvere questo problema, sperando che a breve si possa comunque risolvere. Ovviamente i problemi di Fontanelle, come dicevi, sono tantissimi, sui quali lavorate comunque. Noi lavoriamo giornalmente a segnalare queste problematiche a Fontanelle e nella nostra programmazione c'è anche quello di incontrare direttamente gli assessori al ramo e realmente fare un giro a Fontanelle per far visionare quali sono le problematiche del nostro quartiere. Ovviamente questo deve portare ad una soluzione, ad un lavoro concreto degli amministratori del nostro comune.